Il premio Ozieri di poesia e letteratura sarda arriva alla 63esima edizione. Opere inedite selezionate tra centinaia di proposte. Giovanni Pinna. E se un nome ne do oie a prosepoca iscusto, su tempur desarmano. Giovanni Carroni recita un breve estratto da una delle sue opere. L'attore, regista, sceneggiatore nuorese è uno dei 6 ospiti non in gara ai quali sono stati attribuiti riconoscimenti speciali per avere dato lustro alla Sardegna. E anche questo il premio Ozieri, la più importante rassegna di poesia e letteratura sarda. La giuria, presieduta dal docente universitario di linguistica e filologia Dino Manca, ha esaminato e valutato centinaia di elaborati, testi scritti in tutte le varianti, dal logudorese al galurese al campidanese. Concorso articolato in 3 sezioni, per la poesia sarda inedita il primo posto è stato assegnato al tempiese Gianfranco Garrucciu, autore di Aiami Tarreni Boni. Per la prosa è stato giudicato il migliore il racconto Mariposas e Archibusadas di Gonario Cartabrocca di Dorgali. Di Villa Urbana è Antonio Ignazio Garau, vincitore della sezione tra poesia e cantigu con Suba Ballotti tra i tori, una arrepentina, particolare forma poetica basata sull'improvvisazione, diffusa nell'oristanese, in Marmilla e nella Tregenta. Mantesa che sprigo, sia de Galina che da suo marito. Il premio è giunto alla 63esima edizione. Ininterrotta e appassionata l'attività svolta per valorizzare la cultura e l'identità di un popolo attraverso la difesa della memoria e della lingua che, se non è parlata e trasmessa, rischia di perdersi, di estinguersi.